Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, la nostra regista dalla giovanilissima voce. È piacevole, il sabato così è proprio bello. Un abbraccione a tutti voi nel caldo di questi giorni, quindi un abbraccio a distanza meno caloroso del solito, c'è già la temperatura. Un abbraccione invece grande alla nostra Tina, a Matteo e a voi tutti, 14 radioascoltatori, gatti compresi. Ora, è un'epoca, questa, abbiamo visto, che contrariamente a quello che si pensa nella concezione della democrazia, ha le sue radici in Italia almeno, ma un po' in tutto il mondo, in quegli episodi, quell'evento globale che ha sconvolto sostanzialmente il pensiero, la modalità di intendere del mondo intero, che è stata la caduta del potere temporale della Chiesa, il papato, il re, il triregno, e che ha indotto per la prima volta, che ha portato per la prima volta al centro della riflessione la questione sociale, prima ignorata perché l'imperatore, piuttosto che il re, piuttosto che il granduca, piuttosto che il pontefice, la ignoravano. Erano i padroni, potevano tutto, per grazia di Dio, e poi, dopo questi eventi, anche per volontà della nazione, cioè il popolo viene dopo. È la grazia di Dio. Loro erano investiti del potere per grazia di Dio. Infatti, nel tempo, si sono papato e impero si sono contesi il potere, se lo sono contesi per secoli, e questo non bisogna ignorarlo, è un dato storico, cioè questo potere spirituale che si contendevano da un lato il Papa, dall'altro l'imperatore. Quindi l'essenza del potere che arriva alle soglie del XX secolo è sacrale, discende da Dio. E il problema, ma il popolo cosa conta, che poteri ha, entra in gioco dopo che il Papa perde anche i suoi sassidi, lo Stato della Chiesa perde il suo potere assoluto, perché il potere più assoluto che c'era, quello del Papa sul suo Stato, provoca questa riflessione. Questa riflessione, che è una riflessione che transita attraverso il nazionalismo, attraverso quindi la presa di coscienza delle nazioni, quindi dei popoli, una crescita di popolo, il nazionalismo. Non è un male assoluto, è un dato oggettivo che viene fuori dalle incongruità, dalle incapacità di regolamentazione sia del potere sia degli stati di fatto oggettivi che si sono creati. Ed è lì dove nasce, in quell'epoca, in quella circostanza, nasce in Italia una riflessione approfondita, la prima riflessione, il nucleo della riflessione sulla democrazia. Abbiamo detto, lì, in presenza di due partiti, quello socialista, massimalista, che ritiene che la ricchezza spetti alla massa, perché è lei che la produce, quindi chi detiene, gli industriali, i padroni, sono dei ladri e bisogna portargliela via con tutti i mezzi. E quegli altri che ritengono che sia il mercato, del quale le persone sono semplicemente degli strumenti e non delle persone, che deve regolare tutto quanto.
Queste sono le due opinioni. Partiti. Leone XIII, abbiamo detto, introduce con la Rerum Novarum, con l'enciclica Rerum Novarum, la questione sociale, ma intravede soprattutto il fatto che ci sia un insieme di regolamentazioni, di potere autonomo che spetta al popolo non in quanto partito, ma al popolo in quanto tale. Cioè vi sono delle esigenze fondamentali che vanno rispettate e per le quali il popolo diventa un attore rispetto ai poteri di allora, che siano i re, i granduchi, piuttosto che l'imperatore, piuttosto che il papa. Però prevale l'ottica che anche per far valere questa idea, questa proposizione grandissima, un'intuizione grandissima del mondo cattolico, questo vituperato mondo cattolico che però ha prodotto questo gioiello, per farla prevalere anche nel mondo cattolico c'è chi dice benissimo, serve un partito, terzo partito, che a tempo, che abbia come scopo quello di realizzare, di concretizzare questi poteri del popolo, autonomi del popolo. Questo è quello, il principio di base. È un po', se volete, quello che tanti anni dopo, decenni dopo, negli anni '80, fa la Lega. La Lega, la quale nasce come partito a termine per poter attuare autonomia e federalismo. Vedete che le cose poi si ripropongono. La scelta, quella prevale, proprio perché è più forte, più consolidata, la visione partitica. L'abbiamo visto, abbiamo già accennato settimana scorsa al fatto che dalla prima guerra mondiale, contrariamente alle speranze dei potenti, i re, i granduchi, l'imperatore, il papa, contrariamente alle loro speranze, emerge un filone partitico, socialista, che si divide in due. Adesso andiamo a vederlo. Ma quello che osserviamo è questa visione partitica è quella che attraversa sostanzialmente il Novecento e nonostante sia stata acutamente criticata, in particolare dal professor Maranini subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha coniato il termine partitocrazia, è questo sistema partitico è quello che determina quello che viene chiamata democrazia. In realtà è una partitocrazia più che una democrazia. E la democrazia è ancora da realizzare, un cammino lungo che va continuamente alimentato e va alla fine conseguito. Gli effetti di questo filone li vediamo oggi. Li abbiamo visti. Se guardiamo al grande imperatore, al più grande impero di oggi, quello statunitense, vediamo che ci succedono da ormai 2 decenni, si può dire, personaggi perlomeno discutibili. Ci si chiede come certe persone possono arrivare a essere l'imperatore riguardo a quel sistema, all'impero americano, perché noi apparteniamo a quell'area imperiale. L'altro impero, quello russo, mi sembra in grossa difficoltà, quello cinese è un impero economico, non è un vero impero. Ora, con tutti i difetti dell'uno, dell'altro e di quell'altro. Ora, questo sistema negli Stati Uniti, come in particolare, i partiti sono due, in definitiva, i democratici e i repubblicani. Bene, questo sistema partitocratico, comunque, quello che ha prodotto negli ultimi 20 anni rispetto alle esigenze internazionali e anche interne agli Stati Uniti è una serie di presidenti che quantomeno qualche dubbio lo fanno venire, perché se pensate ai Clinton, ai Bush, alla Clinton, la moglie, al
che sono oligarchie queste qua, agli Obama, poi arriviamo addirittura alle questioni dove si dubita di lucidità complessiva dei Biden piuttosto che dei Trump, insomma, qualche problemino di controllo di chi arriva al vertice a essere il commander on chief, il comandante in capo dell'impero, qualche domanda uno se la pone. È la scelta partitocratica. Questa scelta partitocratica che evidentemente impedisce, specialmente con le esigenze d'oggi e con l'accrescimento e la dispersione, la frammentazione creata da una tecnologia esasperata che diventa potere a sua volta, crea figure che tutto sommato non appaiono propriamente adeguate rispetto alle esigenze di un'intera popolazione, perché la tecnologia, il settore dello sviluppo delle comunicazioni, ha creato una globalizzazione, ha creato quella che, con tutti i danni che ha creato, è comunque un insieme globale. Ora, la soluzione apparentemente non sembra quella adeguata, quella odierna, sembra che ci sia qualcosa da rivedere. Capisce chiunque, ovviamente lo capiscono meno coloro che appartengono ai partiti, all'apparato dei partiti, quali vivono di apparato, e quindi è un problema per i popoli. I popoli hanno questo problema, poco da fare. Quindi questi apparati che sono centralistici, che non sono quindi non sono rapportabili, non sono inquinabili, infiltrabili, che sono sostanzialmente oligarchie, tante oligarchie. L'origine il momento di divaricazione, lo ripeto, è là, è agli inizi, alla fine del XIX secolo, 800, e agli inizi del Novecento, è lì. La Rerum Novarum è effettivamente il momento in cui si taglia fra un potere che Dio ha attribuito a conti, marchesi, principi, re, imperatori, al Papa, e l'evidenza che il popolo ha un suo potere che va comunque rispettato. L'imperatore, il duca, il diavolo a quattro non hanno dei limiti di esercizio dei loro poteri rispetto a quelli che sono poteri originari del popolo. È il seme, la riproduzione moderna di quella democrazia che siamo andati a vedere, a visitare nei 2 anni di nostre conversazioni, a partire dall'antica Grecia e non solo, attraverso vari eventi, quali per esempio quello, altro elemento simbolico luminoso, la battaglia di Legnano e la pace di Costanza. Ora, col famoso Guido D'Andriano, che nessuno sa chi è, ma c'è Alberto da Giussano, che probabilmente era un capo di qualche truppa speciale, qualche incursore, che ne so io, mentre il vero fautore, al quale i comuni hanno delegato la loro rappresentanza, è questo grande personaggio che è pressoché sconosciuto. Ora, inizi del secolo e guerra. La guerra che, abbiamo detto, ho espresso una mia personale opinione, è voluta anche perché i poteri, quelli posti da Dio a guidare il popolo, anzi a schiavizzare sostanzialmente il popolo, i duchi, i principi, l'imperatore, il papa, non sanno più che pesci pigliare. Papa no, perché ormai ha perso il potere, ma gli altri non sanno più che pesci pigliare. I popoli gli si rivoltano contro, non riescono più ad avere il dominio totale precedente, e un bel bagno di sangue fa bene e calma gli animi. Questo secondo me è anche forse la maggiore.
delle ragioni dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ci sono due partiti però, e dei due partiti, il più forte, ovviamente, il più numeroso, che è Massa, è quello socialista. E la Massa, che va in guerra, esce forgiata da questa guerra, la Prima Guerra Mondiale, e di là dalla pace di Versailles ingiusta, pazzesca nei confronti del popolo tedesco, inutile sostanzialmente, spargimento di sangue inutile per il popolo italiano per quanto riguarda i risultati della pace di Versailles 1919, creazione della Società delle Nazioni, baraccone inutile, giudicato tale e riverniciato con l'ONU, e ancora oggi vediamo che si ripercuote la cosa. Bene, arriva al vertice, al potere, escono dalla guerra rafforzati i socialisti. Quali socialisti? Da un lato quelli massimalisti, quelli che rimangono ancorati all'idea: tu che detieni la ricchezza, tu che sei il padrone, tu che sei l'industriale, sei un ladro perché la roba è mia, quindi in ogni modo te la porterò via. E dall'altro lato quelli che nel crogiuolo pazzesco della Prima Guerra Mondiale, la Prima Guerra Civile Europea, che fa iniziare il decadimento dell'Europa come della supremazia dell'Europa, l'altra massa socialista che trova nella patria l'elemento di connessione unitaria. Cioè, mi spiego meglio, mentre subito dopo la guerra iniziano i sommovimenti da parte dei socialisti, quali incendiano le fabbriche, fanno scioperi continui, cioè vogliono abbattere la ricchezza del padrone per potersene impossessare. Secondo il filone logico del socialismo classico, è il progetto marxiano, e è quello che si è verificato in Russia, dove con un colpo di Stato i bolscevichi hanno preso il potere, hanno ammazzato Nicola II e la sua famiglia e hanno preso il potere, anche massacrando quelli che erano i loro compagni di lotta, i menscevichi, i socialisti bianchi, di tutto. Li hanno fatti fuori, colpo di Stato, e si sono impossessati del potere. Questa è, in Italia, un filone. Subito dopo la guerra inizia questo periodo di distruzioni, di guerra civile sostanzialmente. E questo è uno. Non lo si dice, ma è una delle ragioni per le quali poi si consolida in realtà l'altro filone socialista, quello fascista. Il fascismo è socialismo patriottico, cioè coloro che escono socialisti, che escono dalla prima forgiati dal sangue, tantissimo sangue versato nella Prima Guerra Mondiale, hanno combattuto per la patria e dicono: per quale motivo dobbiamo distruggere una ricchezza che è quella che c'era da mangiare, che è quella che ha fatto sì che comunque vincessimo, fra virgolette, la guerra. È la patria che garantisce, che non le strutture socialiste, le strutture organizzative sociali, sovrastrutture, sottostrutture, strutture proprie, ma è la patria quella che garantisce a tutti quanti una ricchezza che può essere gestita, che può essere condivisa, che in qualche modo può beneficiare tutti quanti. Noi abbiamo vinto la guerra e a questo punto abbiamo il peso della nostra spada da mettere in campo davanti a coloro che detengono il potere. Il potere lo devono mediare attraverso la nazione, attraverso la patria. Questo è più o meno la visione socialista patriottica del fascismo. E quindi non è che cambi lo scopo,
semplicemente la ricchezza non viene attribuita, non deve essere espropriata e attribuita alle strutture di Stato socialiste, strutture cui poi coloro che le comandano mettono in tasca loro la ricchezza e il popolo continua a far la fame, ma va attribuita alla patria, che è una roba un po' indistinta, c'è ancora il re, quindi però va messa lì, e quindi senza negazione della proprietà. Bisogna fare in modo che in qualche modo siano contemperati gli interessi del popolo, quelli della nobiltà, quelli degli industriali e dei padroni. Più o meno è la visione molto pratica sotto questo aspetto del fascismo, che è successo anche per quello. Non distrugge, bene o male, quello che c'è lo si mantiene, lo si mette in pancia, e rispetto a quello, invece di far la fame come è stata fatta fare al popolo prima, almeno fino alla prima guerra mondiale o giù di lì, qualche fetta di pane e qualche pezzettino di carne in più viene distribuita. Questa è un po' la ragione molto, molto, molto pratica, molto così, senza grandi teorie, che il socialismo patriottico, il socialismo rappresentato dal partito fascista, sostanzialmente propone. Cioè, abbiamo vinto la guerra, il popolo ha vinto la guerra, questo popolo ha diritto di vedere nella patria, nello Stato quindi, di vedere trasfusa quella che è la ricchezza, o meglio il contemperamento delle varie ricchezze, in modo che si continui a produrre, ma il popolo mangi di più e abbia più potere. Questo è la visione che, se volendo sintetizzare, anche semplificando, emerge dalle prime discorsi programmatici di Benito Mussolini a San Sepolcro a Milano. L'esposizione è sostanzialmente questa qui. A capo, cioè coloro che hanno messo la pelle, ci hanno rimesso la pelle durante la prima guerra mondiale per la patria, hanno il diritto di vedere la patria soprattutto, e come tale, siccome la guerra è stata vinta per tutti, la devono riconoscere gli industriali e i borghesi piuttosto che i nobili. È là molto farraginosa, se si vuole, la visione fascista, la quale non ha in sé una propria teoria, perché poco o tanto questa attribuzione sentimentale alla patria cozza con la rigida, precisa visione dei socialisti duri e puri, i quali vogliono semplicemente un'organizzazione strutturata, fatta di strutture, sovrastrutture, sottostrutture, alle quali tutta la ricchezza deve essere attribuita. Qui la visione del partito fascista è diversa, cioè tutta la ricchezza è l'insieme delle diverse ricchezze in cui il popolo deve avere un peso, insieme a tutte le diverse ricchezze che vengono sintetizzate dalla patria. Socialismo da una parte deviato, quello fascista, da quello duro e puro, socialismo bolscevico dall'altra, che si scontrano ovviamente. Si scontrano perché l'elemento teorico è sempre scriminante. Uno non se ne rende conto. Si dice in pratica. Sì, ma tenete conto che quando c'è un'applicazione pratica dietro, che lo si sappia o no, che lo si sia approfondito o no, c'è sempre un pensiero. Dove il fascismo cerca la sua
legittimazione teorica, perché se non c'è un pensiero non si va da nessuna parte. E il fascismo se lo deve fare, sostanzialmente deve capire come fare a barcamenarsi nella distinzione, nella derivazione, nella deriva socialista che ha adottato e che è patriottica sostanzialmente. Dove trova ispirazione? Il fascismo trova ispirazione proprio nella Rerum Novarum e si modella sotto il profilo della tendenza a regolare la società, si modella proprio sulla Rerum Novarum. Quindi, adottando anche i difetti della Rerum Novarum, teniamo conto, lo ripeto, che in presenza di tutti gli imperatori, re, duchi e compagnia cantante, la Rerum Novarum non esplicita una soluzione che già esisteva, quella autonomista e federalista svizzera, perché gli svizzeri calvinisti, peccatori, eretici, scomunicati, non si può prendere da lì un qualunque esempio di organizzazione statale. E quindi dice sostanzialmente ai padroni industriali piuttosto che padroni terrieri e alle masse operaie, masse come tali definite dal socialismo, fate i bravi, mettetevi d'accordo, cioè la mette sul piano etico. Il fascismo, non avendo con la sua deviazione patriottica, non avendo quindi più un rigoroso pensiero proprio, si sposta e ricerca, trova nella dottrina sociale della Chiesa in qualche modo il suo appoggio e un suo apporto teorico. E questo che fa capire e giustifica ciò che accade. Mi segnalano che è finita il nostro tempo, io vi saluto e ci risentiamo sabato prossimo alla stessa ora. Un abbraccio a Tina e un abbraccio a Matteo. Avete ascoltato Centro